con Filippo Antonello, amministratore delegato di Vidori Servizi Ambientali. Da pochi minuti abbiamo appreso l'ufficialità da parte dell'ARPA che la situazione della qualità dell'aria è sotto controllo, non c'è pericolo per la cittadinanza. Già un piccolissimo sospiro di sollievo, credo, anche per la vostra azienda. Beh, sicuramente questa informazione la prendo adesso da voi e mi fa molto piacere, indubbiamente. Il fatto che non abbiamo creato nei dintorni dello stabilimento dei problemi ambientali è certamente un sollievo. Questo è appunto un piccolo sollievo. Invece dal punto di vista proprio della struttura, quali sono un po' i primi accertamenti che questa mattina insomma sono stati fatti? I vigili del fuoco sono ancora al lavoro qui insieme anche comunque ai tecnici di ARPA. Qual è la situazione questa mattina, quasi 24 ore insomma dall'accaduto di ieri? Allora, la situazione è definitivamente sotto controllo, sono in corso delle valutazioni relativamente alla necessità di sequestrare tutta l'area o parzialmente per motivi di sicurezza. C'è una stabilità della struttura che è compromessa nella zona est. Ci sono delle valutazioni da fare per quanto riguarda la zona ovest. Forse la zona ovest ha subito danni lievi e potrebbe essere diciamo dissequestrata a breve per poter essere ripresa l'attività. C'è il rischio che l'attività non possa riprendere per un periodo invece più importante se dovesse essere valutato invece inagibile in quanto insicuro anche il lato ovest della struttura. Invece su quelle che sono le dinamiche, le origini del rogo ancora non c'è chiarezza? L'origine del rogo non c'è chiarezza, purtroppo è una cosa che lascia a bocca aperta perché l'impianto era chiuso, non c'era attività, era pulito, era limitata la presenza dei quantitativi di rifiuti rispetto all'autorizzazione. È cominciata nella parte est, più o meno al centro del capannone, nella zona dei reagenti, perché non appena siamo arrivati, pochi minuti dopo che si vedeva la colonna di fumo, ci siamo resi conto che l'incipit, l'inizio dell'incendio è stato in quella zona. Fare ipotesi in questo momento credo che sia prematuro. Lunedì inizieranno le indagini della Polizia Giudiziaria e dei Vigili del Fuoco, hanno i loro tecnici, i loro ingegneri e faranno delle valutazioni per valutare, ammesso che sia possibile, questa ipotesi di eventuale sabotaggio di terzi. In queste ore ha avuto il modo di stare a stretto contatto anche con la famiglia Vidori, con i titolari, come li ha visti, quali sono un po' le loro sensazioni? Chiaramente preoccupa, soprattutto per le problematiche legate all'occupazione. Abbiamo 40 dipendenti, nel caso di ripresa speriamo a breve, almeno parziale dell'attività, riusciremo a salvaguardare buona parte di questi posti di lavoro. Nel caso invece in cui il sequestro e l'inagibilità fosse di più lungo termine, chiaramente i rischi per l'azienda e per i dipendenti sono maggiori, quindi da parte della famiglia e della proprietà grande preoccupazione in questo senso.